Un boom quello relativo alle domande per ottenere il passaporto, mole di lavoro piovuta negli uffici della questura, sia perché si torna a viaggiare dopo il Covid, sia conseguenza della Brexit. Fornire una risposta rapida a viaggiatori e lavoratori ha portato a raddoppiare in un anno il numero dei rilasci tra Vicenza e il commissariato di Bassano, passando dai 67 giornalieri dello scorso anno ai 115 dei primi 9 mesi di quest'anno. 4 mesi di attesa per ottenere un appuntamento e 3 settimane per il rilascio del documento, da cui l'invito alla cittadinanza a prendersi per tempo. La cittadinanza, invitandola a fare richieste per tempo nel caso in cui abbia la necessità di viaggiare, tenendo sempre conto che chi veramente ha la necessità di avere un passaporto in tempi brevi per motivi di salute, di studio, di famiglia e di lavoro può richiederlo, e noi lo valutiamo, e ci sono stati dei casi in cui l'abbiamo rilasciato anche nel giro di qualche ora. E al fine di andare incontro all'enorme richiesta di passaporti saranno programmati altri 8 Open Days nelle prossime settimane.